questo nuovo video. In questo video andremo a fare delle corse insieme a Matilda Silverhost, che appunto mi ha chiesto nei commenti, vabbè, farli. Aspettate che disattivo, cavolo, disattivo tutto. Boh, faccio così perché ho un ragno che fa un rumore orribile. Oddio, mi si è contorto un muscolo brutto. Ok, accetta Matilda. Ok, no, per ora non ho 1, 2, 3. Non mi piace così. Vabbè, proveremo a sentire i rumori del ragno. Vabbè, Matilda è prima, cioè, da non crederci. Perché ho un cavallo tristissimo. Lei che livello ce l'ha? Ecco. E vabbè. Poi metterò qualcosa un po' più forte perché non si può avere così poca velocità. Vai Matilda, seminami. Oddio, ma vedete quanto lagga? Vabbè. Matilda, abbi pazienza. Maria arriva. Ok, ho messo qualcosa di un po' più forte per andare veloce. E ho anche rimesso il cosi, così magari un po' meglio. Vai, cavallo, vai. Vai, Starfree, corri come il vento. Ci vuole la parola magica per Starfree. Il ragno non ti azzecca niente con il suo auto. C'è un Dorca lì. Dopo vado a montare Dorca perché non so un bel po' come scaola. Perché dovete sapere che ormai c'hai i cavalli magici. Almeno io non è che li monti così tanto spesso. Non perché non mi piacciono, però perché magari sono più difficili da abbinarci un outfit. Ma comunque sono una razza di cavalli che, cioè, un Reaila le userai tutti i miei singoli giorni della mia vita. Perché praticamente sono andalusi, quindi sono veloci, adoro. Però per esempio Dorca e Solas, Teline e Campos sono una razza di cavalli che sì mi piacciono, però comunque sono abbastanza lente. E quindi sì. Vai. Ma ora manca il checkpoint, ne sono sicura. Ok, avevamo più velocità entrambe questa volta, non so perché prima avevamo 23 e ora avevamo 27. Facciamo questa corsa qui, credo che lei non l'abbia mai fatta, non lo so se, perché in teoria sta a che livello è, in teoria se a livello 6 no, perché non si blocca credo. Però se qualcuno gliel'ha fatta provare, sì. Non riesco a gestire un cavallo. Poi la rifacciamo perché l'adoro. È la mia corsa preferita di mo'. Atlante. Comunque vi ringrazio per i 120 iscritti e spero di arrivare al più presto a cifre più alte. Sì, ma io questi cosi non li devo saltare perché tanto so che poi li sbatto, però vedi che stavolta ne ho 22, ma non è come la logica, non la so. Io ho sempre la stessa velocità.
impegnati cavallo, impegnati, 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 impegnati. Devo dire impegnati, impegnati, stiamo scherzando. Niente, io devo fare sempre 2 volte le corse per vincere. Comunque io ho tipo altri 4 account. No, altri 3 account. Con questo 4 account, sì lo so, sono un sacco. Però i miei altri account tipo sono a livello neanche 5, tipo 4 massimo, credo. E non sono Star Rider perché giustamente se devo spendere soldi li spendo in qualcos'altro, non in altri account che poi non andrei a usare più. Dovrebbe avere Idris. Sì, scusami, ci abbiamo fatto la corsa. Ce l'ha. Eh sì, appunto ce l'ha. Ah, anche il villaggio di Silverglade. Bene, bene. Voglio fare le 2 corse di Idris e poi direi che possiamo concludere il video. Corri, corri. Allora, direi di fare prima quella un po' più facile, che il mio cavallo non c'è mai stato qui, che bello. Io adoro sempre andare nei nuovi posti con i nuovi cavalli, fare sempre nuove corse con i cavalli. E ovviamente sono secondo, io devo fare le corse. Oh, strano. È strano. Vero, se la tecnica qui. Ho imparato ormai la tecnica. Fare queste corse. Oh, che non è. Abbiamo terminato la corsa. Ora usciamo e facciamo l'altra perché gliela voglio far provare, perché non credo che qualcuno gliel'abbia mai fatta provare. Poi scrivimelo nei commenti se questa corsa qui l'hai provata o no, o anche magari altre corse come quella di prima. Sì, sì, che bello, che bello, che bello, che bello su sto cavallo, non mi è mai successo. Raga, oddio che bello. È anche la prima volta che faccio una corsa di gruppo con una persona che non credo che lei l'abbia sbloccata a livello 6, vabbè. E non mi si e non c'è il bug dei cavalli. Poi adoro. Cioè che bello sto cavallo, lo sposo. Che bello. Una buona volta facciamo delle foto perché è un momento che va ricordato. Questo mi supera. Sì. È già bella che superata. Perché è rallentato il cavallo? Grazie che mi hai aspettato, Matilda. Grazie. Matilda, Mary, ti chiami dall'account Mary, vieni. Come ti chiamo? Matilda o Mary? Sono troppo felice perché mi è capitato questo che da quello che ho capito è il cavallo un po' più, cioè
cioè non è molto, cioè molto meno raro della lusitania lei. E così si può vedere anche le andature degli altri cavalli che non è. Questa corsa, per chi non è Star Rider, è tutto, si può vedere magari andatura di cavalli che non ha, cioè non so se lei è Star Rider o no, cioè in realtà, vabbè, e comunque può vedere andature eccetera di cavalli che magari non ha. No, avevo tutto il salto. Vabbè, niente, iscrivetevi, lasciate like e mi raccomando, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi. E anche Matilda vi saluta. Ciao!